la viabilità alternativa interessa i territori di questi comuni. Zappalorto, Sua Eccellenza, ci ha invitato proprio per portare avanti un discorso che abbiamo già iniziato mesi fa sulla regolazione del traffico nei momenti in cui l'autostrada viene chiusa. Bisogna dire con chiarezza che i lavori c'entrano fino a un certo punto in questa criticità, perché vediamo che molto spesso l'incidentalità è dovuta soprattutto a dei comportamenti e a non rispetto del codice della strada, per cui oltre a determinati interventi che verranno effettuati all'interno dell'autostrada come gli autovelus e la limitazione del traffico, è importante che la rete stradale fuori dall'autostrada sia informata ed attrezzata per poter accogliere quei casi in cui l'autostrada viene chiusa. Per cui un importante incontro con i sindaci, con le polizie locali dei comuni, con i vigili del fuoco, con la polizia stradale, proprio per mettere insieme tutte le conoscenze e tutte le energie. Autovie ha proposto un'app di sintesi e di informativa simultanea delle criticità che sta avendo un ottimo riscontro da parte di tutti i soggetti che devono operare in questo momento. FVG Strade può avere un ruolo attivo? Certo, FVG Strade sta già lavorando e le strade che vengono coinvolte dai percorsi alternativi sono per la gran parte, pensiamo alle ex statali, i 14 per esempio, di gestione degli FVG Strade, che sta lavorando con Autovie per la costituzione di strutture e di elementi di soluzione proprio per questo problema. Una cosa concreta che lei ha chiesto anche di mettere in rete i possibili cantieri che ci sono sulle viabilità alternative, proprio per cercare di avere una mappa in modo tale che non creino anch'essi degli ostacoli. Infatti noi abbiamo viabilità alternativa che viene attivata nel momento in cui l'autostrada viene chiusa, ma è assolutamente necessario che lungo questa viabilità alternativa siano conosciuti eventuali cantieri. Anche un piccolo marciapiede delle volte può essere determinante per creare degli intoppi con questi volumi di traffico, e devo dire che la seconda fase dell'app permetterà davvero un lavoro interattivo con i territori, proprio che potranno segnalare eventuali criticità, eventuali cantieri, eventuali potature di alberi. Parlo anche di cose molto piccole, perché con questi volumi di traffico, ripeto, anche cose molto piccole possono essere determinanti, proprio in una reciproca necessità di essere informati nel più breve tempo possibile.